Benvenuti, oggi l'itinerario di Borghi d'Italia inizia dal Museo del Balsamico tradizionale di Spilamberto in provincia di Modena. Il comune si trova a 69 metri sul livello del mare e conta più di 12.000 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo il borgo antico, le chiese, il museo, le tipicità, i piatti tradizionali, i vecchi mestieri, il dialetto. Non aggiungo altro, si parte, la parola alle immagini. Quando si parla di radici, io credo veramente che questa parola abbia un senso quando si ha con un paese, con un luogo, con una terra, il legame stretto che noi spilambertesi abbiamo con la nostra terra, che è un legame d'amore, un legame identitario, ma è anche un legame di solidarietà intergenerazionale con le persone, con quelli che vengono da fuori. È un bel modo di vivere, non ci si sente mai soli in un posto come Spilamberto. Io considero Spilamberto uno di quei 100-200 comuni d'Italia con più particolari degli altri. Mi riferisco proprio a questa nascita che gli annali la riportano al 1210, ma in realtà il confine proprio su questo fiume, proprio su questo territorio, nasce con la calata dei Longobardi nel VII-VIII secolo d.C. Casualmente, per una serie di vicende belliche, la frontiera tra l'impero bizantino e i Longobardi si attesta sul Panaro, da cui poi nascerà anche l'abbazia di Nonantola, e nel giro di alcuni secoli si stabilizza una frontiera che porterà poi all'incastellamento del 1210. Sicuramente il fatto che questo piccolo castello del 1210 diventi da subito oggetto di contesa fra la diocesi di Modena e l'abbazia di Nonantola fa sì che il nostro castello venga raddoppiato praticamente. Due chiese una di fronte all'altra, collegata alla valenza strategica militare del castello, e in questo contesto incominciano a nascere i primi germogli del carattere spilambertese da questo punto di vista. Aggiungo a questo un terreno che da sempre, fin dall'epoca romana, è considerato particolarmente fertile, particolarmente strategico per le comunicazioni. In questi ultimi decenni ci siamo dovuti confrontare con l'eredità degli ultimi 500 anni, cioè il fatto che questo territorio fosse anche il feudo dei Marchesi Rangoni e che i Marchesi Rangoni avessero mantenuto proprio una presenza importante sia economica che patrimoniale. Il comune è riuscito nel 2004 a raggiungere un accordo ed acquistare questa rocca, quindi dopo 500 anni la rocca dei Rangoni Machiavelli da proprietà privata passa a proprietà comunale e infatti il rogito e l'ingresso ufficiale nel castello l'ho firmato e sottoscritto nel 2005. Il gonfalone alle mie spalle vedete che è su due colori, bianco e verde, c'è il biancospino, simbolo di Spilamberto, e sopra il biancospino abbiamo ovviamente le mura merlate del castello. E con il parroco andiamo a scoprire le due chiese del borgo antico di Spilamberto in provincia di Modena. Spilamberto in realtà sono due parrocchie che sono unite insieme. Questa attuale dove ci troviamo, che è la chiesa di San Giovanni Battista, l'altra che è Sant'Adriano III. L'allora arciprete della chiesa matrice di San Vito pensò di costruire all'interno del centro fortificato un oratorio dedicato a San Giovanni Battista. Siamo nel 1210
in un territorio che probabilmente giuridicamente era sotto l'abbazia di Nonantola, quindi non della diocesi di Modena, anche se era nel confine. L'abate si è lamentato diverse volte, nel 1214 ebbe il permesso di costruire anche lui una chiesa all'interno, dedicata a Sant'Adriano. La storia pian pianino si è via via evoluta con queste due chiese, una di fronte all'altra, anche se le due parrocchie costituite furono nel 1600 con l'arcivescovo Rangoni. La parrocchiale di Sant'Adriano fu rifatta in pratica nella prima metà del 1700, con lo stesso stile dell'epoca, con diverse tele di pregi, di valore che là si possono vedere, si possono trovare. La grande pala di Sant'Adriano e soprattutto dedicata al crocefisso di cui si porta anche un altare. Anche questa chiesa, che prima era molto più piccola e orientata, quindi aveva l'altare a est, venne capovolta, girata, allargata, inglobando i portici attorno e diventando grosso modo come si vede adesso, anche se gli affreschi, poi le decorazioni, la doratura di questo barocco semplice, snello, venne fatta però a metà del 1800, inizi del 1900, in modo particolare da un nostro autore che si chiama Il Valli, che ha fatto diverse cose. Il pregio maggiore direi proprio che sia la pala di San Giovanni Battista, con una caratteristica sua particolare perché non si trova da nessuna parte. Il vestito di San Giovanni Battista è un leopardato perché sembra quasi una pelle di leopardo. Altre caratteristiche, proprio nel catino in alto dove c'è la comunione degli apostoli, i personaggi erano dei sacerdoti della parrocchia e sia dell'epoca che anche nativi di Spilamberto. Devozione alla Madonna, in questa chiesa la Madonna del Rosario e nell'altra invece la Madonna della Rondine, che è una pregevole terracotta. La catechesi della parrocchia è una catechesi che viene sviluppata, soprattutto per quello che riguarda il ciclo dei sacramenti, in uno stile che ricopia un pochino le famose quattro tempora. In sostanza c'è un incontro di parroco, genitori, bambini e catechisti, dove viene lanciato il tema, che poi verrà sviluppato in altri 3 momenti successivi. C'è un bel gruppo scout, notevole, che fa un ottimo servizio. Tutto sommato le relazioni sono abbastanza buone, anche se a volte con gli scout sappiamo bene che non è sempre facile combinare insieme quelle che sono le attività dell'uno e dell'altro gruppo, però l'armonia si cerca di creare, di portare in atto e di portare avanti, insomma. Negli spazi recuperati della Rocca Rangoni andiamo ad assaporare la nutrita gastronomia di Spilamberto in provincia di Modena. Il ristorante Villa Le Grazie di Spilamberto ci ha presentato una serie di piatti tipici locali del nostro territorio. Partiamo come antipasto con le scaglie di parmigiano reggiano condite con una goccia di aceto balsamico tradizionale DOP, naturalmente di Spilamberto. Sempre come antipasto abbiamo dei bocconcini di parmigiano reggiano impanati e fritti. Passiamo poi ai primi, abbiamo i tortellini che qui sono serviti sotto forma di spiedini, mentre la tradizione li vorrebbe in brodo, brodo di cappone per l'esattezza. Sempre come primi abbiamo le lasagne, altro nostro piatto tipico con un ragù di carne e la besciamella. Poi abbiamo pasta e fagioli, che nel nostro territorio viene fatta con i maltagliati, che è una pasta particolare, tagliata in modo grezzo. Abbiamo dei bocconcini di coniglio, anche il coniglio è un'altra delle tradizioni di Spilamberto. Poi abbiamo un arrosto di maiale arrotolato con la pancetta. Qui abbiamo una cacciatora in umido, sempre di coniglio e pollo. Poi per finire abbiamo erbazzone, una specie di torta salata, e il frigione avvolto in una omelette, quindi una frittata sostanzialmente.
Questi naturalmente sono solo pochi dei piatti tipici del nostro territorio, quindi vi invitiamo a venire nelle nostre zone ad assaporare tutti i nostri meravigliosi e squisiti piatti. È giunto il momento di approfondire la conoscenza del Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto in provincia di Modena. La parola al Gran Maestro della Consorteria. Benvenuti alla Villa Comunale Fabriani. Siamo a Spilamberto, nella sede della Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. In questo meraviglioso edificio, da oltre 50 anni, ha sede la Consorteria e proprio qui nel sottotetto trovano posto le botti e i barili dell'acetaia sociale della nostra associazione. Pensate che sono oltre 200 anni che questo sottotetto viene dedicato alla custodia di questo importante e prezioso prodotto. L'aceto balsamico tradizionale di Modena è un patrimonio fondamentale del nostro territorio e delle famiglie modenesi. Da oltre 600 anni si consuma questa ormai secolare tradizione che è partito coi duchi estensi nell'Accademia Militare di Modena, allora Palazzo Ducale. Proprio 50 anni fa, in occasione della Fiera di San Giovanni, è stato realizzato il palio degli aceti balsamici tradizionali delle famiglie modenesi e da lì questo importante prodotto è stato fatto conoscere in tutto il mondo. La nostra attività a favore della tutela e della tradizione del balsamico, della tradizione secolare, non si limita però solo al riconoscimento storico di questo prodotto, ma noi ci impegniamo nello studio e soprattutto nella divulgazione. Considerate che negli ultimi anni di vita del museo abbiamo avuto quasi 10.000 visitatori ogni anno e praticamente quasi metà di questi sono stranieri, a dimostrazione che l'interesse di questo prodotto è ormai riconosciuto a livello internazionale. Il nostro non è un lavoro ma una straordinaria passione che ci porta a riconoscere in questo straordinario prodotto il patrimonio identitario del nostro territorio, del nostro essere modenesi e quindi farlo conoscere in tutto il mondo. In un mondo ormai globalizzato, riconoscere la propria identità nella storia di un prodotto fatto dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, andando indietro fino a Matilde di Canossa, non è una questione di provincialismo, ma è cercare di fare capire che dietro questo prodotto c'è il lavoro e l'operosità di una terra, quella modenese. Non è un caso se nell'Expo del 2015 a Milano, l'esposizione internazionale, il nostro territorio si presenterà con due eccellenze, la Ferrari ovviamente e l'aceto balsamico tradizionale di Modena, e noi della Consorteria ne saremo protagonisti. Da un quintale d'uva dopo la cottura, la fermentazione, la maturazione e l'invecchiamento nelle botti, dopo 25 anni noi avremo 1,5 litri di aceto balsamico tradizionale di Modena. Pensate in questi 25 anni quale connubio si può costruire fra la famiglia che custodisce le botticelle di balsamico e il prodotto stesso. È per questo motivo che il balsamico delle famiglie che non producono per la vendita diventa un prezioso regalo. Mai si parla di commercio. Certo, negli ultimi anni anche noi come Consorteria abbiamo favorito lo sviluppo di strutture commerciali come il Consorzio Tutela dedicate alla cura della commercializzazione del prodotto. Non è un caso se ormai da oltre 10 anni questo straordinario prodotto si può fregiare del titolo di DOP.
Noi vogliamo che questa storia possa essere tutelata anche nel futuro prossimo per far sì che le nuove generazioni siano appassionate del balsamico sempre di più. Il signor Luigi presenterà alcuni oggetti degli antichi mestieri di Spilamberto in provincia di Modena. A Spilamberto siamo 15 mestieranti. La via Obici, che qui a Spilamberto è una delle vie più caratteristiche, era in origine fino all'inizio del Novecento, erano tutte quante stalle per cavalli. Quindi di conseguenza c'è sempre stato e c'è tuttora il maniscalco che fa ancora i ferri da cavallo come Dio comanda. Con i cavalli ci andavano i filamenti, ci andavano le selle, ci andavano i birocciai, quindi di conseguenza c'è il carratore che è quello che fa le ruote, quello che fa i carri. Io sono come mestierante, ho sempre fatto l'artigiano, però il mio lavoro in questo senso ho il ramaio, che ho imparato 50 anni fa a militare nel Friuli e mi sono appassionato e non ho più resistito e non ho più smesso. Poi in più anche il discorso degli utensili di rame che mi sono contornato in questi 50 anni, perché il colore del rame per me è il più bel colore, anche più bello di quello dell'oro, perché è un colore caldo. Questo che è qui sul tavolo è una conca ciociara, che tutti sanno come andava usata con l'acqua alla fonte, quindi con il famoso fazzoletto piegato in testa. Questa al centro è una fagioliera romagnola che cuocevano i fagioli e l'altro che è il secchio nostro modenese. Qui c'ho il barile, quindi è un mio carissimo amico che fa i barili da sempre. Ce n'è rimasto uno solo che costruisse barili dell'aceto balsamico. Poi c'è l'altro oggetto che è sul tavolino, è l'attrezzatura per fare la corda. Quindi quella è la masola, si chiama in dialetto, se me lo chiedete in italiano non glielo so dire, è la masola che serve per arrotolare la canapa. Non abbiamo né stipendi né niente, ci facciamo le manifestazioni facendo i mestieri sul posto, perché il nostro gruppo è esclusivamente dimostrativo. E questo è il tavolo ufficiale dei maestri assaggiatori della consorteria dell'aceto balsamico tradizionale di Spilamberto, ma adesso andiamo a conoscere le manifestazioni proposte dal Comune nel corso dell'anno. La parola al vice sindaco e assessore alla cultura. I territori di Spilamberto devono essere apparsi estremamente appetibili anche ai nostri progenitori, visto che ininterrottamente dal Neolitico questi territori hanno visto insediamenti umani. Ed è per questo che noi, ogni qualvolta scaviamo il nostro terreno, troviamo reperti appunto dal Neolitico, si può dire fino ai giorni nostri. Abbiamo documentazioni estremamente interessanti del periodo neolitico, dell'età del bronzo, del periodo romano, del Medioevo, passando attraverso un particolare estremamente interessante per noi che è stato un ampio ritrovamento longobardo che ha consentito la realizzazione di una mostra in cui sono stati appunto esposti questi reperti splendidi, tra cui un bellissimo corno potorio in vetro che speriamo presto di poter rimettere in mostra per chi fosse interessato e chi volesse vederlo. Noi contiamo una lunga serie di eventi che si snocciolano attraverso l'anno, che sono sia di carattere sacro, quindi ad esempio abbiamo la sagra della Madonna della Rondine, che forse è quella più tipicamente spilambertese perché è legata al ritrovamento di questa bellissima statua. Questa festa avviene ogni 5 anni e invece annualmente noi abbiamo la sagra di San Luigi.
la festa di San Giovanni Battista, che diciamo così è il clou. Durante la fiera di San Giovanni avviene il Palio dell'aceto balsamico tradizionale e che viene festeggiato anche ad ottobre. Durante il corso dell'anno, oltre a questi due che sono gli eventi maggiori, si svolgono tutta un'altra serie di eventi che ci vedono impegnati, come ad esempio il Poesia Festival a settembre, la maratonina dell'aceto balsamico tradizionale che si svolge a maggio. Ecco, per finire io direi che non c'è mese nel quale non si trovi una qualche valida occasione per venire a visitare il nostro paese e per poterne essere piacevolmente colpiti e interessati. Con un docente della scuola agraria Spallanzani di Castelfranco Emilia andiamo a conoscere le tipicità del territorio. Qui potete osservare il tavolo delle specialità spilambertesi e non solo, anche dei comuni limitrofi. Partirei con l'accennare all'aceto balsamico tradizionale di Modena e quelli potete vedere dei cioccolatini all'aceto balsamico, per dirvi la fantasia dove può arrivare in cucina. Altro grande prodotto di punta dell'agricoltura locale è sicuramente il parmigiano reggiano, che è un prodotto di eccellenza. Tra l'altro qui sono rappresentate sul tavolo due forme prodotte con latte di vacca bianca valpadana. È una nicchia in un prodotto di eccellenza. Tenete presente che è un presidio slow food questo formaggio, ha delle tipicità sue proprie legate a un animale, questo bovino, che è a rischio di estinzione, per cui le produzioni sono limitatissime. Questa è ricotta prodotta a seguito della lavorazione del latte in parmigiano reggiano. È un prodotto povero, diciamo così, che può essere esaltato nel sapore attraverso una, massimo 2 gocce di aceto balsamico tradizionale. Un altro prodotto tipico spilambertese è l'amaretto. Non possiamo non parlare del lambrusco. Voi sapete che i lambruschi sono una grande famiglia. Qui a Spilamberto e i comuni limitrofi siamo all'interno del lambrusco graspa rossa di Castelvetro, che ha questo colore rosso rubino intenso, con una spuma viva, vivace ma evanescente, un aroma floreale e gradevolissimo. Un vino che si sposa perfettamente con la cucina abbastanza grassa, devo dire, emiliana del nostro territorio. Normalmente si chiude il pasto, soprattutto la domenica, nei festivi, con il liquore. Bene, Spilamberto ha un ordine del nocino. Gli ingredienti, diciamo, di massima sono 1 litro di alcol, 1 chilo di noci, 700-900 grammi di zucchero. Il tutto va messo in infusione in un contenitore di vetro esposto, in questo caso vetro chiaro, al sole. Il mio istituto Lazzaro Spallanzani ha l'azienda agricola, per cui produce latte, lo trasformiamo, lo facciamo stagionare e lo vendiamo. Abbiamo anche ultimamente una scuola per la ristorazione che si occupa appunto di trasformare i prodotti grezzi della terra nel piatto per la degustazione, per soddisfare il palato del consumatore. Questo è il futuro, diamo un messaggio per una scuola che dovrà veicolare questi prodotti. Il nostro dialetto, essendo proprio il confine fra Modena e Bologna, risente di entrambe. E noi parliamo un dialetto che è diverso da quello di Modena ed è diverso da quello di Bologna. È un dialetto che appartiene alla categoria dei dialetti gallo-italici cosiddetti, perché mantiene ancora le influenze celtiche di quando i romani arrivarono qui nel 200 a.C. La più famosa di queste influenze, anche per quelli che non sono delle nostre parti, è quella famosa ghe, la ghe dura, per quella, a un suo tempo era famosa la gabina elettorale, invocata dall'onorevole Umberto Bossi, oppure il fatto che noi non diciamo il fogo come i toscani, ma il fog. Ecco, questo è il nostro tipo di dialetto, che è ancora abbastanza diffuso. Per chi venisse sarebbe magari opportuno
fare un minimo di allenamento. Il nostro paese, per esempio, si chiama Spilambert nella nostra lingua. Questo edificio qui è la Roca, che è diverso dalla Rocca italiana. La torre principale si chiama Alturon o Alturaun. Ma se posso dire, per un bel invito a tutti, e nia sacater che a Spilambert, che a smania bene, che è quel forse più importante di tutto, a che di becco e da vader, e la gente è simpatica e l'aria è buona. E dal Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto vi salutiamo, queste terre meritano senz'altro una visita, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Spilamberto, viva l'Emilia Romagna e ciao!